Buonasera a tutti, io sono il presidente della Società Friulana di Archeologia, per chi non mi conosce, e innanzitutto questa sera per la prima volta presentiamo qui un nostro intervento, che è il primo di 4 interventi che faremo oltre questo, ce ne sono 3, 2 a febbraio e 1 a marzo, e innanzitutto dobbiamo ringraziare qui la Società Filologica Friulana che ci ha dato l'ospitalità di essere in questo prestigioso posto. Vi ringraziamo calorosamente. Allora, questa sera parliamo prima dei prossimi interventi, poi veniamo a quelli. Giovedì prossimo, 4 febbraio, ci sarà la presentazione da parte di Stefano Magnani dell'Università di Udine e Maurizio Buora della Società Friulana di Archeologia di una pubblicazione dal titolo La necropoli della media e tarda età imperiale di Aiulia Concordia, una pubblicazione che tratta uno scavo avvenuto, un ritrovamento avvenuto di recente di reperti molto interessanti che vi invito a venire ad ascoltare ed eventualmente anche prendere la pubblicazione. Giovedì 18 febbraio, sempre qui, ci sarà Emanuele Lodolo, che è il fisico che ha trovato un monolite scoperto nel mare della Sicilia, una cosa che è un po' molto recente e che deve essere ancora studiato, ma è una cosa interessante. Martedì 1 marzo invece Jacopo Bonetto dell'Università di Padova, Stefano Magnani dell'Università di Udine e Maurizio Buora della Società Friulana di Archeologia con Cristiano Giussi della Fondazione Aquileia presenteranno una presentazione di Caterina, un volume, una pubblicazione di Caterina Previato dal titolo Aquileia, materiali, forme e sistemi costruttivi dall'età repubblicana alla tarda età imperiale. Quindi 4 febbraio, 18 febbraio, 1 marzo. Questa sera invece parliamo dei Longobardi. Ecco, abbiamo voluto riprendere questo tema che riprenderemo anche in altre occasioni. Ci sarà qui il dottor Franco Fingo dell'Università di Fiume e anche della Società Filologica Friulana che ci parlerà della toponomastica. Poi Gabriele Zorgi dell'Associazione La Fara che ci parlerà di nuovi strumenti per la divulgazione del patrimonio storico-archeologico. Bene, io vi ringrazio e vi invito ad un buon ascolto e passo la parola a Franco Finco. Attenzione, ma insomma, come ne vuoi sapere. Allora, il plus valor di questi incontri, se non lo sapete, è il fatto che lo facciamo per furlan, per le lenghe, e chi sta lì un di cui. Poi se le cose dunque a dire, per furlan, non capisco. Ma insomma, ci vediamo di fotografie, di class, di spiegare, di contare sulla storia, sulla lingua dei Longobards che nos ha dato che conosciamo poco, perché poco all'estate, delle lingue di popolo germanico, però la toponomastica è uno di quei elementi che a poi non può spiegare che affeveravi, insomma, le lingue che adopravi. Prima di tutto si ha di dire che, come si sa, i Langobards è una popolazione germanica, di lingue germaniche, quindi ne fa me che dentro i lingue che di UE sono il tedesco, l'inglese, danese, svedese, norvegese, islandese e così via, altri sono morti dal passato ai secoli. Allora di anche, come sapete, i Longobards, la etnogenesi dai Longobards è una chiappa dentro di un nucleo originale sulla strada che lo ha portato a
girava in Europa e poi dopo a Cadinò, in Friuli, in Italia, e chiappava in su altri elementi di popolazioni germaniche, anche che e non donne, che l'ha condizionata, l'ha fatta diventare la lingua dei Longobards anche differente rispetto alla lingua dei Gotos, quindi dei Burgunds e così via. Ho salito un po' di queste lingue perché i Longobards non scrivevano in queste lingue, a differenza dai Gotos, che ci hanno lasciato monumenti insieme alla traduzione in gotico fatta dal vescovo Wulfila. Invece i Longobards non scrivevano in queste lingue, e che conoscendo le lingue dei Longobards qualche parole e noms di persone o noms di lui che venivano fuori dai documenti, dai testi che ci hanno lasciato e dai graffiti in cui questi hanno lasciato qualche a visitare, qualche santuari, insieme ai santuari di Chedi, dal Gargantua, che sono tutta una serie di grafischi, nomi che avvenivano in adorazione, ma poi c'è che è restata dalla lingua italiana, ma soprattutto i dialetti, i lingue locali, dai puesti, dalle regioni dove i Longobards avevano formato un ducato, e pertanto non tutta l'Italia, perché come sapete i Longobardi non avevano conquistato tutta l'Italia, ma hanno lasciato olme proprio di parole di origine longobarde che tanti casi o prima anche in DDW e in qualche caso dal Friuli. E ultime, ma proprio perché l'argomento di questi incontri, la toponomastica, cioè il fatto di aver dato il nome dai questi, paesi, località, mons e così via, tessolenghe. Però è anche di dire che quindi riferisce a toponomastiche longobarde anche dal senso di vignu de fur o attribuisce i nomi in epoche longobarde, ma non per auris longobardis, dalla lingua fedelata di popolo di guerriers, ma in un contesto culturale e qualche volta anche religioso, ideologico, dal diritto, che magari doprave dal punto di vista ufficiale la lingua latina, però chiacchiade su alc che diffonde all'ere o una parola, un'espressione longobarde che magari corrispondeva a un'istituzione dal diritto dal popolo longobardo. Allora, proprio sulle lingue ho visto di sapere che le lingue germaniche, e qui si vede proprio un appunto dalla Germania e Austria, e ha conosciuto un fenomeno fonetico che si chiama la zweite Lautverschiebung, cioè la seconda rotazione consonantica. E c'è questo fenomeno. Allora il fatto che a un certo punto, dall'alto medioevo, a partire da Germania meridionale, zone alpine o subalpine, e sono stati modifiche dai suons di queste consonanti. La P, in queste zone, che sono queste in blu, in meridionali, si sono trasformate in, si dice, una spirantizzazione o un passaggio a una africana. Per esempio P passa a F, e siccome invece degli lingui, i dialetti germanici settentrionali comprendono anche l'inglese, perché come sapete la lingua inglese che è antica, è arrivata in Inghilterra, in Britannia, guardata da Angli, Uti e Sassoni, non conosco questo fenomeno. E di fatto, se si va a sentire qualche duca a chiacchiare a Amburgo o dalla Germania settentrionale o in Olanda, non lo conosco questo fenomeno. Nelle fasi di insediamento dai Longobards, anche i Longobards non avevano quel fenomeno. E proprio per il contatto
queste caratteristiche fonetiche che poi occhiatin al toponomastiche, dai prestis longobars e per aulis espressioni quello prima, anche mo, perché sulle leghe. È conosciute le opere Romagna Germanica di Ernst Gamilschek, che aveva studiato, che credo nel 1935, un po' tutta l'Europa di lingue romanze, Italia, Francia, Spagna, ma c'è che era entrato dentro di Germanic in queste lingue. Se era la Francia, poteva chiappare dalla lingua dei Franks o dalla lingua dei Borgunds, no? Cadino, gli elementi erano il gotico, soprattutto, e anche in modo di cui il longobardo. Goats, insomma, è una roba. Ma capisci, insomma, che il popolo ostrogoth, visigoth, che allora, c'è che dice Gamilschek, dice che insomma non ci aveva anche le meste toponomastiche dal Friul che avesse una fonte longobarda, dice, ma probabilmente qua che sono arrivati gli Avars e dopo anche gli Ungars e hanno mettato il Friul, l'hanno fiscato e insomma resta poco di che era l'elemento longobardo di prima. Ma questa ipotesi era stata già in discussione di Carlo Battisti già dal 1953, perché aveva già chiatato due elementi che non aveva chiatato Gamisch, che in questo caso aveva fatto un'operazione enorme, cioè aveva studiato tutti gli elementi romanzi. Il Friul però lo conosceva poco perché aveva poco materiale a disposizione, perché aveva pensato che fosse questa la causa di una mancanza di questo elemento longobardo. Poi dopo sono stati a schiadince di scienze uno che l'altro tre contributi fondamentali per ricostruire la conoscenza, la presenza longobarda e toponomastiche dal Friuli, e sono dal 69 il contributo importantone di Giovanni Frau, stato proprio l'elemento finita la teoria di Gamilschek, di Scienze dopo per aree di Trieste, Chiarsuline, Mario Doria, e dall'89 Cornelio Cesare desinanca le tornare su questo argomento e ha chiatato anche a elementi longobardi. Mostri la chiartutta che Desinanca aveva pubblicato di cui punti nostri a mostrare la distribuzione insomma, di toponimi che verosimilmente, probabilmente hanno un'origine longobarda. Allora però quindi sta un po' attenti perché non ogni toponimo che aveva un'etimologia longobarde o germanica ha un toponimo di epoche dai longobardi. Perché i longobardi non hanno lasciato per aulis, tutto prima anche di web, per esempio Braide, si dopo anche Mokumò per dire le campagne, chiaro, sono volte Braide. E questo ha prodotto uno sgravio di toponimi in Friul, non è comunque, non vedi al manco 10, 15 Braidis, Braidutis, Braidatis, Braidisore, Braidisot e così via. E vedi anche la Braida Matta di Terasesi, ma sono io pur dopo, anzi in qualche maniera continuano io pur che toponimi un elemento vivo delle lingue furlane che ha un'etimologia, un'origine longobarda, ma che in DD-Web longobardo non è, ma se che calare chiama di fur e si chiama Mario, e dice chiaro che le braidi di Mario, non è un longobardo, l'ha inventato il toponimo, no? Cioè, è un furlan che al dopo ne per aule furlane ma di origine longobarda. E così per arrivare qui a Udin, ma Roste è un toponimo che chiatin attorno al Friul c'è un di Roste, c'è una rosta, queste per aule, di cui la via della rosta, che come la rosta non è poi. La rosta è
Dall'ultimo è venuto a significare un canale di aghe che chiappava le aghe magari di un canale, di un flum principale, un eroe, e illuminava un Mulin, per esempio, no? E c'è roste, c'è che viene di un'eperaule rausta, queste sì, longobarde, che chiappiamo non solo in Friuli, ma anche in altre regioni d'Italia, un altro significato, ma il significato originale allora che il lavoro lì di contenimento dai argini, dagli rivis, dai flumi, dai canali, fa proprio con i vents. E rosta, in Toscana, in qualche parte della Toscana, allora sventolini, la fase aria, ma fa sempre di vents, cioè con quel stesso lavoro. Cadino si è specializzato da queste barriere di contenimento per i canali. Invece gli altri bandi, allora il lavoro di intreccio dei vimini, le parole, allora che è il significato originale, no? Dopo che come Rostis ha prodotto un lavoro di toponis che non sono di epoche longobarde, ma è un'eperaule furlane di origine longobarde doprate dal formato toponimo. E ora viene invece a toponis che hanno un'origine longobarda, come sapete, farra, ma anche tra forme diminutive, farula, che è un suffisso diminutivo latino, però è diventato farule di Miami, o chiafare, che si chiama casa, chiase, o farelle, sempre diminutivo, e derivano di un'eperaule testimoniate già dai test scritti per latins, ma con qualche paraule longobarde chi è la via, soprattutto i test giuridici, e anche Paolo Diacono ci dà una glossa, una spiegazione di queste parole, fara, che originariamente aveva detto le unità del gruppo di spostamento, migrazioni, un gruppo sociale fatto di sangue, di associazioni, ma fondamentalmente fara è le stesse parole che ha prodotto il tedesco faren, per cui che conosce il tedesco fare vuol dire là punto un mies, cioè di là in macchine, cioè di là pis o game, ma cioè di là con le macchine faren, no? Quindi allora il concetto proprio dal viaggiare, dal spostamento. Ma dopo, dall'epoca dell'insediamento, cioè dal fatto che è anche fatto possesso dal territorio e è stato anche un processo sociale proprio di territorializzazione, se dire però, quando sono arrivati in Italia, ecco che le fare e passa a essi al Capri, non unità di spostamento, unità sociale. Unità sociale sì, ma fatte sul controllo del territorio, come postazione di controllare di voli, non per caso si chiamano tanti volti o su strade su voli importanti, in che epoche, o lì che erano i passi flums, pensate a fare a Bisonzo, lì che una volta era il Queen Romanzo, o Farella proprio lì che era l'Imes, là che si chiattava il confine con i bizantini che stavano a Grau, no? E pertanto aveva anche un significato strategico di controllo di un territorio, quindi un passaggio semantico, alti che si sposta, che si muove, e deve essere alti di fisso, dal controllo del territorio. Poi dopo, torno al Friuli, avevo un lavoro di ghiai, che non sono i ghiai del Polinar, c'è fatto gli ghialini, qualche volta sì, cioè per toponomastiche poi si chiamano anche i ghiai che entrano col Polinar, no? O col cognome Gallo, che all'esiste. Però ghiai, questa è le ghiai di San Giorgio di Noiar, che era una campagna come anche una frazione, insomma, abitato, ma se si va a Riodi, ghiai di Spilimberg, ghiai di Bouloir, andè ghiai di Davian e così via. Vi ho detto che era sempre ghiai o giai, con chi sono ghiai, in corrispondenza di Gaio, Galli e così via. Di dove arrivi queste parole, questi nomi. Allora un nome che deriva di una parole non tanto ricostruite perché è state scritte dai testi altomedievali in forme latinizzate, gahagium, però erano parole longobarde. Gahagi deriva da haga, haga vuol dire le cise,
ma anche une palade, anche al siarale, anche che il ga, allora di siara tora, insomma, anche che non si può dire là dentro. Di fatto era un'espressione giuridica per dire che il bosco, che il pasco, che il prato, che il camp non si può doprarlo, non si può la fare, non si può la passonare, perché è di un parrum, di un arimanno forse, o di qualche persona importante, e che si chiama una bandita, cioè un territorio, un puesto che escluso dal sfruttamento di chi viveva lì. E che è stata prodotta poi naturalmente anche stracapimenti, come che le località di Quarti Rosacis al Ghial, deve quasi niente le saghe dal Ghial, no, ma anche in quel caso lì il Ghial non è che fa chicchirichi, è un Ghial poi antico. Di altri bandi d'Italia longobardi, cioè lì che erano i longobardi, che hanno le stesse paraule che è diventate altri dal punto di vista delle fonetiche, ma è le stesse origini e ha le stesse significati originali. Sono per esempio in provincia di Treviso, a Cison di Valmarin, poi Gai, ma no Ghiai, G-duo, no? Se poi in Padua, sbandi di Padua, Gaggio o Gazzo, come che dicono loro. Sono in Lombardia o se in Ligurie, Cafaggio, se anche in Toscana, Cafaggiolo. Cafaggio, Gaggio, Gazzo, Gaio, Gai, in Piscas. Sono tutti adattamenti fonetiche locali, dai dialetti che velassero in Liguria, in Lombardia, in Veneto, in Toscana e così via, che adattavano questo Gahagnum tasso pronunce e l'evoluzione è la loro. Ma dunque che i nomi lì fuori dal Friul non hanno questo chia, gia, come che hanno i nomi furlani. Perché il furlan, che è una lingua retoromanze, ladine, no? E ha quel fenomeno che i parole santigis, come calere caballus dal latino, quando avevano K-A, G-A, passavi a che si chiama la palatalizzazione, diventavi chia e gia, caballus diventa chiaval, canis diventa chian, gallus diventa gial, e così via. E questa è proprio una delle caratteristiche tipici e distintivi dai lingvis retoromanzi ladinis e dal furlan in particolare, che di altri sbandi non si chiama, ecco, dalla toponomastica cui stessa. Chi ne chiama tutte, che mostra un po' la distribuzione dai toponi principali di Chiai e di Fara, Farle, così via, ma ovviamente giunta che di più di che si mostra alla chiartute di Ghiai soprattutto, Fara Mangul, ma Ghiai assicchiati anche a livello di microtoponomastica, cioè di non locali, che non hanno dato il nome a un paese, a un centro abitato più importante, ma assicchiati quasi il triplo dai nomi che hanno queste origini. O voi di corso sarete tanti robe di contare, ma ci ridimostrare un po' tutta così, parole panoramiche. San Giorgio della Richinvelda. Allora, questo è un bel esempio, in provincia di Pordenone, come che o sapeis, e allora un bel esempio perché è una motivazione doppia di toponomastiche longobarde. Allora, quando so sapeis dove c'era quars revin i longobars con dai sans particolari, no? San Giorgio è un di che, San Michele è un altro, Sant'Agnolo, non so se arriveremo l'arcangelo Michele, ma Sant'Agnolo, che di no, era un altro, San Quarin e così via. Tanti volte proprio la dedicazione santorale, cioè il sant che era diventato poi anche toponimo, può
questo ve a ce fa proprio con un insediamento longobardo. Questo non vuol dire che tu ci San Giorgio, San Michele dal Friuli sei di origine longobarda, questo, anche perché hanno fatto un ancone, un tabernacolo sulle strade che mene giù a di Porpet, San Michele Arcangelo, era in Longobaschi, no, era anche da polizioso, perché il San patrono della polizia era San Michele, quindi non l'hanno invece fatto qui Longobardi, ma è una ritottolazione che dai segui. Allora, per arrivare a capire se un San Giorgio, un San Michele la c'è fa qui Longobardi, di mettere ad un più informazioni che dà l'archeologia naturalmente, le documentazioni storiche, c'è che non sconta anche la tradizione popolare, tante volte che sono lì sconti sul questo che magari non spieghi in forme mitiche di qualche episodio. In che scala un San Giorgio si è maridato con la Richinvelda. La Richinvelda è una campagna proprio fuori dal paese, a sud-ovest del paese, che come che si vede le prime attestazioni a Richinveld. Ecco, questo è un antroponimo, un nome di persone longobarde. Allora, il Felda, cioè la campagna di un che si chiamava Arichis. E perché che conosci la storia dei Longobardi, sa che Arichis era come uno dei nomi cui doprasa, erano duchis, che erano Arichis, così, non sapevo in cui calare anche di preciso, ma insomma, allora un toponimo prediale in qualche maniera, dà il nome dal paron, o anche forse dalla famiglia, dal paron, dal clan di questo signor Arichis, a una campagna. Si era spiegata anche con Guelda, cioè passando dal bosco di Arichis, ma le condizioni pedologiche che io sempre in questo là che sono i prati stabili, no? E lì sì, sono arbui plantati dopo. Lì si vede anche il questo che hanno copato il patriarca Beato Bertrand, tornato a Udine, hanno copato lì secondo questa storia. Ma è più facile che se dico un Felda, è interessante anche le rese un V, ma questo non si può adesso con la discussione sulle fonetiche storiche germaniche, e proprio corrisponde alle condizioni tutte che si vede proprio che zone lì dalla Richinvelda, che se si va a Biovile il bosco non cresce tanto, ormai qualche boschetto, ma picchiato il prato, lì, comunque di campagna. Non che si sono giuntati dal tempo a che avevano scoperto in quei 3 articoli. Ecco, Giovanni Frau ha finalmente sclarito le origini di questo nome di Chiopris, da Furlanzi, da di loro Ciopris, e un labio diciamo che l'ha riconosciuto in dai documenti storici, quando abbiamo citato, a partire dal 1230, ben fu Villa Teupris, Tiopris. Allora si vede che il Tiopris è un'evoluzione fonetica venuta fuori dopo, che ha platato un po' l'etimologia di quel nome lì. E se si va proprio a ricostruire il Tiepris, che poi l'ha dato Chiopris e dopo con palatalizzazione Chiopris, un lavoro regolare, si può ricostruire anche qui il nome di una persona. Il nome di una persona che la prima parte dei Longobardi aveva un nome componuto di 2 elementi, tante volte uno dei 2 elementi era derivato dal nome dal pari o dal nome, un elemento restava costante dall'attribuzione del nome ai figli, e che stava fatto di 2 elementi, feudo, che vuol dire popolo, e frithu, probabilmente frithu, libar, in una combinazione. In origine le combinazioni dei nomi avevano un senso, questa è anche per la tradizione greca, no? E indoeuropeana in generale.
Ma c'è un po', disin, i due elementi notati in cui Wolfgang, no? Che chiamina, che va come un lobo, no? Ma dopo c'è un momento, disin, si piatta la motivazione semantica e si mantiene il sistema, che non era quello di da un cognome, o metti figli di, che sta a un altro sistema, ma era anche quello di mantenere un top, un dei due elementi dal non dal pari, al figlio. E che si luviò bene dalle genealogie, dalla ricostruzione prosopopee dei popoli germanici, ma più in generale è un elemento di culture onimiche, dai non a livello indoeuropeo. Sapete qui è il patron della Glesia di Chiopris? Tanto per me anche un altro elemento, San Michele. San Michele che anche un giudizio, insomma, sarà il caso uguale, ma insomma, chiaramente. Allora, una proposta che vi fate anche mo non c'era, forse anche prima, sono anche non arrivato a pubblicare, ma insomma, prima o poi arrivare a mettere giù questa ipotesi, allora che è dal paese di Top, in comune di Traves, in provincia di Pordenone, e Top è il nome dalla frazione, la villa da Top, in loro, ma prima era il nome dal Cistiel da Top, che però, che si vede, c'è il resto di quel Cistiel, che probabilmente è stata sdrumata al 500, o spara molto, al 511, poi dopo è stata abbandonata, però era importante epoche prime. Però anche il Cistiel è fatto il nome dalla Mont da Top, cioè la montagna che sta lì che hanno costruito il Cistiel. E che insomma è testimoniata anche epoche, insomma, onde alte, 1186. Allora, normalmente le sta spiegata come arriva da toppo, cioè grosso tronco d'albero atterrato, ceppo, ceppaia, parte dell'albero che rimane sul terreno sotto il taglio. Boh, che si le chiate tanti speste toponomastiche, sì, ma in toscane, canino, poco. Qualcun altro lo ha spiegato un talpa, al senso di pid, anche chi pid di un arbol, con una trasformazione fonetica, insomma. Però, se si chiave la montagna di la Mont da Top, e si vede che le montagne staranzate, no? E che è più alte di che sono d'ogni lì. Si va proprio per le strade che mene a Top, ma si vede queste montagne. E questo mi ha fatto pensare che poteva essere queste le spiegazioni. Tuppas e le forme germaniche, proto-germaniche, cioè che è parsore di tutte le lingue germaniche, che hanno di sommità, ma anche quel, insomma, o pecol, o ciuc, con qualche altri termini, e che è le stesse parole che come per inglese suona tap, no, on the tap, no, e il furlan, l'inglese è top, no, quindi proprio, insomma, è proprio queste le origini che mi sono più chiare. E parlate di che Donchie è anche la chiamala dall'Andri, cioè l'antrum de toppo segnalata dai documenti, che è lì che l'avi apparassi sotto di un cret e che è un po' siarà di un muro e che mostra parlate gli archeologi e gli esperti che ha le stesse tecniche di costruzione che ha il Cistiel del muro che si era questa sonda. Boh, comunque, ma che è interessante che fa sistema toponi, tal senso che se si va a Biodi il Cistiel ha un sistema di chiara la Mont che è di che altre bande che è il Colvaita. Vaita è un'altra parola di origine germanica, Vaita, tanto adesso di come è Wachte, quello di guardie, che vuol dire questo di sorveglianza, si può dire, e che
a fare sistemi rispetto a queste situazioni che ti attingi. Quindi una proposte debande me di una nuova interpretazione etimologica di quel nome lì. Se poi si sposti un piccolino più a ovest, in comune di Budoe, poi attingi il Colle Sant'Angelo. Quindi rivelato prima di Sant'Angelo, di loro reclami il Colle Sant'Agnolo, e cioè il Col Sant'Angelo sì, è un'eglise rupestre, insomma, fatto che resta alche di queste eglesiute, qualche numero la dite che è dal secolo X, forse, però neanche mi pare che non siano stati fatti ma conosciamo non sono stati fatti scafi o disegni di altri. Se la stessa scoperta mi interesserebbe proprio perché io lo spieghi come linguista che cerca di fare una ricostruzione sulle lingue e sulle condizioni, però l'interessante è a me di man e io dice che è la situazione un po' sul questo, cioè dal punto di vista archeologico. Allora, se si va via di tora a tora lì dal questo, proprio in queste pedemontane, queste situazioni alle pedemonte, si vede che un San Giorgio, un Col Guarda, cioè la guardia, anche il posto di sorveglianza, poi dopo la frazione di Budoe, che è Dardar, che anche questo è un toponimo di origine germanica, e poi dopo chiamiamo un San Michele Lassò. Anche qui ho visto che sono indizi disegni che potresti fare un sistema, un microsistema toponomastico, ma non come toponomastico, anche sul fatto che sia stato organizzato in qualche maniera un sistema di sorveglianza, di controllo su che è una strada che menava su, che correva sotto il mondo. Mi pare che si stringe in quei temps, ecco, Plazares sul discorso di romance che io le batto sempre, i romance di Roma, penso che non entri tanto su quel discorso di spiegazione, par via che romance, soprattutto al caso di romance di Sonzo, sì, si lo mette sempre in confronto con la versia sclavica, cioè con la frazione Viarse, e par di versa Viarse era colonizzata di sclavonus, no? Di elementi di lingue slave. Di che altre bande invece era in romance che stava a romance di Sonzo, infatti. Ma chiaramente se si va a romance chi ha tre importanti toponims di fonte slave, Predigore, per esempio, e c'è chi attinano dal punto di vista archeologico a romance importante una necropoli, la più importante necropoli longobarda proprio lì, in località che si chiama San Giorgio, chiaramente. E allora, sì, quindi romance, a epoca dei Longobardi si chiamava romance che gli altri, o perché erano cattolici rispetto ai ariani Longobardi, o perché erano di marilenghe romanze, il nodo da Furlancio, potresti dire. Sì, però siccome che era maggioranza, perché metti il nome romance proprio a quel paese lì, e non in una situazione dove la lingua di maggioranza è la lingua romanze, piuttosto che non pensare invece a una parole che entrate anche dal lessico giuridico e nodome e che toponomastiche, cioè a Hariman, che in origine, come sapete, era l'uomo dall'esercito, dall'armata, Hari, no? E che dopo col passato al tempo diventa sempre di più di una banda un sinonimo di on liba, ma di altre bande che vedono anche di fornire
armi e servizi militari in caso di battaglie, di guerre, ma dopo ovviamente anche il tiarmi partì che il possesso il diritto ai tiari. A Rimania, anche da epoche basso medievale, resta come tiarmi che e dà il nome a queste situazioni sul territorio, queste situazioni giuridiche sul territorio. E questo pensi che sia un'interpretazione di metti dunque elementi che non arrivino dalla lingua, ma arrivino dall'archeologia, dalla storia e da altre considerazioni, per arrivare a dare un'approssimazione più buona a una possibile interpretazione etimologica. Allora, su Ramandul, anche perché le fotografie non si le vedono, passiamo in denant e anche su Englar, vabbè, ho appena consegnato un articolo su questo, che ormai per cui l'interesse. Sì, non è chiesto, è stato interpretato come un possibile non longobardo di un personaggio anghilari. Se si va a vedere però sul questo, è un angolare, perché è l'orteglas, il flume orteglas che va a buttare alla Pontaibe e soprattutto una volta in modo di mancul ha formato come ponte di chiare, si vede sulle chiare santighis e che probabilmente questa è una spiegazione migliore, non un chiaro in longobardo ma un chiaro in che attiene altri sbandi dal Friuli e dei tagli, anghiari, agnari, angiari e così via. E ho finito così, grazie per l'attenzione e non so se avete tempo a fare domande dopo magari.